E siete stornados con noi in Mamma Sardegna a questo nuovo appuntamento culturale. È sempre noi in questo luogo meraviglioso del suo convento di Santa Maria in Betlemme, della biblioteca. Oggi facciamo le cose mangiare, oggi facciamo di canto il bello e di canto il buono, mangiare un piccolo pane, buffare un ticchino. Facciamo finalmente di cose che mancare questa industria che insomma producono, fanno su che mangiamo, ancora bindata da gente in Sardegna che tratta sul rapporto, del suo modo di stare con la terra e di stare con i suoi animali. E proprio per questo quando facciamo de caso salto, forse l'anima nostra nos ammenta da tutto, dai noi inimus, e noi inimus dei suoi pastori, noi inimus della terra, del suo modo di amare i suoi animali. E oggi facciamo dal veghe, oggi facciamo in questo luogo di osilo, dei solfrades e dores, pastores, gente che ischi tripagliare su caso, ischi fare sul rigotto, e tenere questa azienda che mancare un pago di modernità non fa che sammentare come ti si faceva prima la vita del suo pastore e il suo sapore del suo caso che fagano, del suo caso cotto, così leso, e di questa qualità del suo rigotto voi queremo fare dare e venite con noi a manegare forse una pena di caso con noi. Dess'arte de fare su caso in noghe, de solfrade, dores, in osilo, appunto abbaidamus, questo modo, questa maniera di fare su caso in noghe da un mastro, Matteo Dore. E tanto Matteo, e te sei fattende come? Tanto io non so, affianzando su caso, però nel locale, per giocare a mosci, per lo buono di suo saiscoso, ecco. E questa operazione Selto si fa che sempre, no? Ma si fa che sempre, questo è sinara da caso cotto. Su caso cotto a sua silesa. Questo è un caso che naramo ventomato fine sul libero, che vai da de storia de Sardegna. E questo caso sicuramente è un caso cotto. Si fa da questo un caso al latte cru, che dopo si è giuiacato e muricato e muricato in questa dimensione di su trigo d'India sorrano diventano di questa dimensione e poi il caso viene cotto e dopo per non lo boccare lo dobbiamo affianzare, si lascia passare e la basta su caso se ne va da sutta. E poi noi la affianziamo con le mani e ne lo camiamo. Ma narrami una cosa, questo labiolo umano, il test. Questo è un labiolo di ramine che è un labiolo di chimbearios. Può fare su caso su mezzo. Prova che su caso sul labiolo di ramine è su mezzo. Che è un materiale che ha una diversa conducibilità. Ed è più su antica, no? Sì, è più su antica. No? E ascolta, sul latte che tu trattas è sempre il latte dei veghe? Sì, sul latte che trattiamo, che tripagliamo, è il latte dei veghe che produciamo noi. Tanto voi si... Latte fresco. Latte fresco. Tenete i suoi animali, sai il veghe, e tanto fai che tutto in nove. Tanto possiamo narrare a chilometro a zero, no? Come si narra. Tanto i dite in nove che vada sa maniera di fare su caso di questo prodotto uno di abbero che è su simbolo della Sardegna direttamente dai salmanos dei issos, dei suoi uomini, ma fino dai suoi latte, dei suoi animali, della preziosità, dei preziosi sono selveghe. Nara continua a narrare qualche cosa e trivaglia scuro, tanto piano piano che su manco abbaidamus, no? Con quest'arte particolare. Tu sei il giovane Matteo, sei però in famiglia e tutta cosa... Ma io dai minorelli, l'ho sempre narramus, l'ho sempre visto, l'ho sempre conosciuto. Tu sei sempre in noi a trivagliare di fatto? Sì, dopo le scuole, che fino a che mi piaceva da passare narramus
a che passare ora in oghe, che è un altro che mi è sempre piaciuto da fare questo caso, proprio dai minorillo. E a Gianaduene, è proprio un'alte. E continua a non fare dare di questo prodotto, tanto fin fai dente di casu, questo casu cotto, e intanto tu continua, cioè come ti sei fattendo, piano piano lo sei scuglinde, no? Lo sei lende da lo sega, gai? Mi lo segamo giù, in due mosse per non lo poter bocare, che sicuramente se è spesoso nel locare. È pesante meda. È pesante. Quanto può essere pesante per narrare? Come deve essere un kimban 60 kg. In trio. In trio. Anzi, sicuramente come bestia fino sul giorno, non eravamo giù a essere umido, a essere un 70 kg. Però non eravamo giù a trabalho finito, a essere un 50 kg. Bene. Tanto come la sa secato. L'abbiamo secato e come per un locare tratto un udelo, che questa è una tecnica che ha osservato che fa che nel parmigiano reggiano. Sicuramente di solito su caso si lavora di noi che eravamo a quantità più minoreddas, quantità di 100 litri o di 50 litri. E sicuramente come oggi siamo sbagliando sono quasi 200 litri che ne siamo sbagliando. E pareggiare per non regare questa quantità, ma giù con un udello che riesce a fare che più a volta, ecco. Se il tuo essere un vago più su comodo, dai, un vago più su... Questa è una cosa che ho studiato come te va, che questa spezzatura in mannagia, ecco, questa caseificia in mannagia. Ecco. Io provo su cosa ho fatto, tu hai piano piano... di milare imparato babbo e nonno. Racconta ancora il nome come te sei. Un corso ho fatto. Racconta ancora il nome te, tanto come lo sellende con questo telo e come ne luogo giù. E del luogo e il luogo sta tavola. In sta tavola. Questo è una tavola su caso. Bene. E si narra a tavola e non si narra a banca che si narra a tavola che di solito si tratta proprio una tavola. Non buone sopra sul caso, sprogusto, se no di solito è una banca. Selto. Ecco, tanto come c'è. Eccolo qua. E questo è proprio su. E questo è su miso. È una perra questa. Sì. Sciatra resta ancora in cuore. Sciatra resta ancora a mod. E prima ne trivagliamo giù. Una cosa bella. Bella è proprio già. Giù. Sarte, ma finalmente proprio su prodotto, su latte. Sa cosa più bella che vi può essere. Questo è su modo lo fa da come ti si fa da Santica su caso, no? E te le sei fatte come? Lo sei un pago come lo pago carriere prioritare sa fromma e piano piano non deciso che e andiamo su un pago su giuro. Come proprio questo è proprio su modo di tribagliare su casa su silesa, andiamo su modo antico. Che tribagliamo su casa silesa questa fino particolare che è una pezzatura minoredda e se ventomato che è una pezzatura minoredda e poi una caratteristica del suo caso osilesu è che questa pezzatura che una chiesta è stattoso resta che è infatti un gusto saiscoso che sono particolari cioè come lo siamo sapere quando lo bonzo ti voglio preguntare questo caso che si fa tende anda a diventare caso stagionato, meda, a meidade, frisco, cioè... Naramos che siamo a parte dessa produzione, la indiamo a caso frisco, che naramos su caso, in uso lo indiamo subito, lo indiamo in sa provincia Tattari, ecco. E su caso che andate più in questa zona, e se naramo su caso frisco che si tratta a cogliere. E poi trattiamo su un altro caso che anda ad essere su semistagionato, che su caso silesu, sa particolare, proprio sa essenza di questo caso. Se lei ha proprio quando è un caso semistagionato e poi stagionato, che lei ha cudo dengo, su caso lei ha cudo dengo particolare. Come una rasa, se ancora seguendo, su caso piano piano poi li fa che c'ha il formaggio, no? Però lo buono adesso sa isca, però li fa che c'ha... E quanto un decine dai questo piccolo che ha segato come? 2 formaggio, 3? No, io no che viene calcata, viene da bessire... Battor finamente, 7-8. Ah, puro, sì. Dai meda, importante.
Bene, bene. Poi dipende sempre dalla umanità, però... Tanto potremmo narrare che se tu hai già giocato in due su questo piccolo e l'altra volta fa che su Mattessi, può essere 8 e 8, 8 e 8, no? 30, più o meno. 30 al fromage. Adesso una ventina. Tanto ancora se travagliende, come si piano piano non devo che tanto giù usate. Priorità già... Selto. Che su caso che era attundato, che se no da poi andava male che lo buono si saisca e a lo giocare andiamo a misura giusta, ecco. Come ti pregunto un'altra cosa, che a su manco c'è gente in domo, ischi di non pago più, no? Ma la temperatura, come te su tripaglio, insomma, sul latte, a quale temperatura deve arrivare può diventare caso, può cominciare, tu e andeluleare come ti hai fatto prima? Tanto su caso si scalda sul latte più o meno a 30 km, 36 gradi e poi si mette su Iago di tello, che è per su caso di solito si tratta su Iago di tello, fino a si qualcuno, 20 ma che fosse sono antichi, se fosse trattata su Iago di Sanzone, che noi è sempre che andiamo su si compra da... Bene, bene. Di solito su Iago noi ce l'abbiamo sempre comprato, ecco. Bene. A so che abbiamo inteso da in mano, sono sempre stata così. Tanto la temperatura da poi a Sciavine cant'è che... E poi su caso è moricato e viene cotto a 40 gradi. Su caso si è proprio caso cotto, che di solito Naramusu è classificato come caso semicotto, però su caso sileso è ventomato in tutte. E come tanto fai damus con il padrone del domo, con il mastro dei noghe, e fai damus una pena di come te gustalte, di abbero, di fare su caso, di essere immesso a questo prodotto che è importante per la Sardegna in trea. E tanto potete bene in noghe con noi, sì, e non narra su nome, no? Vostè Pedro Dore. Pedro Dore, e tanto si che vonza da avvicino a figlio vostro in noghe e cominciamo a fare dare de itte che narrere a tripagliare con il veges. Dai cant'è che ha cominciato? Sempre, dai battol di canno. Dai battol di canno. Dai battol di canno. E se proprio un'altra di famiglia. Chi batte battoranno. Chi batte battoranno. E voi se fate caso, regotto, fate insomma... E come lo fa che Matteo, ma prima lo facciamo noi, sì. Selto. Sempre insomma poi il latte dei veghi. Sempre latte dei veghi. Sempre dei veghi. Sai va che la saiamo, però... Non lo siamo finiti, da scapettino, si poteva andare ordinato che si poteva sul latte. Selto. Come, ne sa che cosa de... E te fattende come Matteo, e te cominciando a fare. Matteo come se chiede, sa basta per lavorare sugli stampi. E tanto può preparare il caso finale, no? Deve essere. Può preparare, che poi gli pone un sostello o gli pone una sorpresa. Questo è materiale moderno, no? Ma prima si tratta di te. Prima si tratta di lama. Di lama. E qualcuno non abbiamo manco sorpresa. Quando lo facciamo, c'è un pizzindeo, si pugnata con la petrica. Direttamente. Sapete che sopra, no? Subiamo fudellina, ci le poniamo una tavola sopra, con questo stappo e poi si alleva. Bene. Quanto al fromandesci, Nicomo, te caso? Come lo pensi una ventina, 22. Bene. Pensano di 3 kg, 2 kg e mezzo. Infatti dice prima venendo che su caso sileso è stato pago per piccocco, no? Beh...
Sappiamo se lei in antichità fu di 1,7 kg, 1,8 kg. sempre bistato voi. Ah, capito, lo facevano a pezzo al minore, che allora si pagava s'affitto sul sterrino, lo pagavano a pezzo al de casa. Bene, poco. E per minore le facevano mezzi È fuiti. vero, è vero. Noi come le facciamo su per mano, capito, fino a più buono. E fino a magari che, insomma, sono clienti spuro, come no, bello, dimandano vanno, no, un certo modo, una certa maniera. No, ma dopo certa c'è pezza di 3 kg, se in mezzo è stato 2 kg. È più facile alla cammina per lo stagionare, mantiene più umile, più morbido. Ah, ecco. Che la pezzatura per mannestra è più funuissima. Su tempo di stagionatura di una fromma e caso, in media. In media 7-8 mesi. 7-8 mesi. Chi è lo che è stagionato, ma noi lo andiamo su fresco. Siamo a volta a caso è un mese, 40 giorni. E questo caso che dite oggi è buono a manicare commente? A sasola, con su pane, con un ticcheino. Con un ticcheino e poi a pagare arrosto, su fresco. Sotto. E poi in mezzo su vita su pane. Buono. È accompagnata pure però una bella vita esaltizia, finamente. Bene. Questo è un prodotto su caso vostro, non so, a fine di manicare banda bene sempre uno piccolo, no? A solo usare, banda sempre bene. Qual è la particolarità del suo gusto del suo caso? Si può acciappare? Sul gusto del pascolo del suo caso è in base alla sua mandica, all'alimentazione di questa roba. Dell'animale. Infatti noi la alimentiamo a fare materie prime, a mais, olio, vai, pisello, tutto cosa naturale. Tutto cosa che gli fa su gusto. Cosa che noi produciamo noi pure. Infatti c'era nato prima, infatti che è una cosa a chilometro zero. Dipende fino a dalla pastura, dal spascolo, dalla selva. Da su mandicano. Selto. Però è importante a me da su sapere che si dispone cosa. Selto. Cosa naturale. Mi sa che cosa di sul regotto? Sul regotto non si fa che tutto sanno. Sì. Come si fa che tutto sanno? Ma prima non si fa chi forse? No, sul regotto fino a in periodo caldo. In periodo caldo aumenta la resa sul latte per su caso e aumenta la resa sul regotto pure. Bene. Capito noi sul latte che trebbiamo sull'estivo, il regotto bellissimo da. Bene, e sul regotto come è il risultato? Un vago salido, un vago trucche, no, giusto è sale. Giusto. Capito noi vendiamo, se non paga sul regotto fresco, uno può sulla sale bello buonimo, qualità da un gusto diverso. Selto. E sul regotto mostro da voi è salito, ma salito giusto, non salito. Selto. E da voi la fumiamo su. Selto. Da che lo salimo, scusa, sul messo sale, una pagliettina, se da voi le diciamo. Sul regotto è un prodotto fentomato, sul regotto andava no? Insomma, che gente che lo chiede a furatura noi sul regotto questa. Bene, questa è una cosa, devo pure sono proprio amante del suo regotto. Non lo mangio a sasola solo con su pane, ma fino a questa pasta al fatto e da poi il trucche o è spuro devo mi pongo con sul trucche, ma finalmente con questa confittura, mi pongo fino a questa confittura sì. E resta una cosa meravigliosa. Bisogna che lo mangiano con su mele. Selto. Beh, io ho imparato fino a da mamma e mi lamento sa minestra e regotto. Buona meta, Mattessi. Noi ne facciamo su, in domo ne facciamo sia sul regotto fresco, sia sul regotto mustio, schizzato con una di latte, sta ancora più buono. Difatti, sul regotto allivizzato, che è un aro allivizzato, a questa maniera mea, allivizzato un Mattessi con su pane, e sopra la pasta. Sul regotto, se no sul regotto rattato noi fuori, Mattessi. Batti un po' di pasta, tipo lo stagliatella, questa cosa con sul regotto mustio rattato. Sono spettacolari. E tanto che Renari che fa che pure questo tipo di regotto. Non solo il regotto fresco, ma pure questo tipo di regotto. No, facciamo il mustio noi in mezzo. Vero. Noi mandiamo a fuori. Bene. Un'ultima cosa. Questo animale, questo selvaghe. È un bell'animale. Sì. Un animale che dà soddisfazione. Va a travaglio, che è scheda alimentare, che è scheda come tutto ogni cosa. Capito, a bestia sa roba è come non scommetto sa roba una volta. Su per il piso arrazzata, su per delicata, producono di più, però sono per delicata.
si può narrare che è una vecchia come razza sarda. Razza sarda, sì. No, autoctona. Però sono talmente insanbenate come che sono delicate. Certo, Ah. certo, non E che erano alimentate in prima. una certa maniera. Bene. A mentre prima si scappaiano, mangiavano a forza, mangiavano tutto, la roba fu più forte. E come l'hai fatto? Ma un'ultimissima pregunta. Ma sono giovane, a che intrivagliare? Ma noi sì, no, che grazie a Dio, l'azienda nostra, sono tutti Non va giovani, problema. no. In Osilo in generale, Bindala giovane, Bindala, piano sono... non meta però, Vero. non meta. Vero. Forse Sono li andati vedo. in estensione, ma se un giro a Troldecanno in mezzo azienda sono serrate. Tanto Capite, non vada zofano, non vada altra generazione. Certo. Tanto Ormai potevo sa- narrare, noi ci facciamo pure questo servizio, questo documentario che insomma ci non bada gente che continua da Se non fa continuità da zofano, però ci non bada amore a questo Bebe che amore pure a questo trabalho. a questo trabalho. Non è solo a lo fare con mano, è a lo fare con cuore, con passione. Capito? A parte che sto un trabalho che ti impegna da 360 giorni Tutta di insanno, è vero. e lo fai con passione, che se non hai passione invece che non bandi tu. Tanto a speriamo travagliare in insomma che campagna. so che abbaidano questo documentario, questo servizio, insomma, lei non va no? A imparare dai noi e tanto noi poi salutiamo, ringraziamo in nome a signor Dore, in nome e piano piano continuiamo a abbaidare qualche cosichetta. Nei monte du fudesu, pesci da oriente, grande una piena. Nel monte du fudesu, cada po' fisso in mente, manco un istante appena non che sei mai atteso. Pesci da oriente, non che sei mai atteso, manco un istante appena cada po' fisso in mente. Ne candela una piena che non può facilmente non cade mai atteso ma tu istanti appena ne tre mazze d'oro oro si pone coi pare rocca de pedraia tre mazze de oro cui t'ha lasciato stare battinde con tu coro un caracolumba mia ci vuole a coi pare battinde con tu coro caracolumba mia te ha lasciato stare le roccate vedraia battinde con stu coro mi t'ha lasciato stare cara colomba mia no cara colomba mia E se avevo visto quanto è buono e quanto è importante su caso e sul regotto, come andiamo su in una ida in piaghe in compagnia di essa proloco, poi fare conoscere a voi spuro sul drucches, su pane, savarina fatta da su trigo go importante e fino a atteroso prodottos, atteras cosa ora, atteras prendas dessa terra e tanto venite con noi in piaghe, a s'aziende forse qualche cosa.
ma fai dente di questo manico buono, fatto dai salmanos de sos saldos, de sos piaghesos, e finalmente sa acciappate su turrone. Fai dente de cose mandicare no che in piaghe, ne fai damo su un saprolocco di piaghe, che no che ha fatto tutto per questo momento di tradizione e appunto di cose non mandicare. E siamo in che questo presidente, questo vicepresidente e con sai come va da con noi con Maria Antonietta. E dopo facciamo su, e schimo su un pago più su, no? Questo presidente, questa presidente e questo vicepresidente. Tanto, cosa ona in noi? Ma per questa occasione, tanto abbiamo preparato questa tavolata con un prodotto tipico nostro, di piaghe, da partire dai subane, e fino ad arrivare a Duches. Tocchiamo qualche cosa di subane andare a fare. Di subane abbiamo su, sa bagnotta, che è culla, ecco, sa covazza, che vedi una sorta di mani ammoddicato, danno sinaraia da mani ammoddicato, e si poneva in liberetto, e quindi lievitaia, una volta che vedi lievitato, poi si fa la savromma dessa covazza, porta il savala di su furro, e in furro a cucinare. Okay? Poi, bene. Amo su, sa cozzulaella. Cosa, devo mi lamento, cosa ona? Vi creo, questa cozzulaella non è che si fa via tutto l'anno, Certo. Si fa via da quando si occhia su bocco, che vi fatta, questo impalto vi fatto di farina, questo il frutto, quindi, e poi in mezzo vi ponevano i ciccioli, cioè saelda, sì, difatti. e sanughe, fatta a pezzettini, fatta a piccoletto, e poi sopra vi ponevano sul tuccaro e furrata. Però si può mandicare fino a fritta. Si può mandicare calda, si può mandicare di fritta, uno come te chiede. E poi che facciamo a subane, andende, a su macchinato, che è considerati poi sono vari elementi del suo canitreddo, del suo culla, che si usa finza sapro con su pane, su trigo, su duches. Certo, è vero. E andiamo come a fare del su pane carasau. Certo. Quindi su pane carasau, l'azienda di Antonio Me, che lo produce, e lo produce con un trigo speciale, come non me lamento galette su tipo, però comunque già diciamo come funziona e come si fa, e su pane carasau già diciamo come è fatto, no? Quindi si furra si fa si pianata una ramus, si furra ma come bene di furrato non devi vestire che l'hai se no non ha questa consistenza del suo pane carasau. Dai su pane carasau andiamo a su macchinato. A su macchinato, questo macchinato che sono le farine, sa farina di Molino Ledda, fentomato meda, e con nocchi di meda, e isso sono appunto sa farina di trigo rimacinata oppure di trigo duro, vario tipi insomma. Poi facciamo già la pasta e ecco, i sospuri sono fentomatos. Gnocchi ficciosini, ma sono da vecchia data, e quindi isso so fa questa produzione adesso ciccionedoso salroso. Certo. Come fa che pure come però, regola, ovviamente si sono modernizzati e hanno cresciuto. E altro tipo di pasta mi pare che cominciano a fare. Ma ultimamente hanno fatto vari tipi di pasta. In più. Magari... Però non eravamo proprio questa tradizione e adesso ciccionedoso nasce un po' sì. E esa vregola, ultimamente come sono presente in divisa sa vregola. Che è una cosa che anda a me, e a suo giovane pure piace. Deo creo.
Poi Facciamo ancora un passo adelante. ancora poi abbiamo su salsiccia fatta in domo, Selto, prodotta fatta in domo, sono salsiccia, quindi è che fatta in con domo. uno piccolo, con una tazzichetta ino, vi sta sempre bene. Come te nono, accompagnata da qualche piccolo caso. Siamo de accordo, siamo de accordo. E sempre con uno piccolo de panevine. Noi non abbiamo su panevine. Su vogazzesu. Si pianata, no? Si pianata è bene da dopo. Però noi non abbiamo su panevine. Su panevine. Chi vedi si pianata? E fai bene ancora al de pane, e non che ben data una particolarità, che una cosa che... Su pane lento. Questo pane lento è sempre fatto con farina. Abbiamo su prodotto dai Antoni me, sempre con farina speciale, e quindi questo è fatta a vromma di subane, questo pure è entrato in vestito, ma una cosa di poco secondo. Sì, però lasciate la consistenza di subane morbido. Sì. Se no non funziona. Difatti. E infatti questo poi viene usato come ultimamente a fare per esempio la zuppa gallurese oppure le lasagne, pasta al forno. Deve essere che forse è diventata specifica pure per questo prodotto. Anzi, finza sa. Che renare che questa cosa è ona, sui ingredienti già lo creo che è buono. E su sapore pure che dà. Soprattutto. Piano piano siamo andando a questa cosa. Poi abbiamo su questo torrone. Sul drucchese. Cominciamo sul torrone. Fatto in nove, e diamo su pazzola. Dal salato al dolce, come va passando. E questo bicchiere. Quindi, due cose, turrone, mendola già, la tradizione nostra è no. E mendola. Solo mendola. Bene. Poi ovviamente... Selto bindata. Bivone è un'altra cosa, ultimamente Bivonia una nughe, per esempio. Sì. Mendola e nughe. Però insomma, una tradizione no che è fatta, di turrone in nughe. Che pagiola. È interessante che hanno l'azienda di Paggiola. Che hanno lo fa in tutto, noi no, mi piace che te bia con la famiglia di Paggiola che lo produce. Dai su turrone. Passiamo a Sa Vigilia. A Sa Vigilia, si narra a Sa Vigilia. Caprite, su duchese, come magari già lo fanno ogni dia, ma innanti si fa che una volta, due volte a sanno. Quindi il suo periodo baja, quando si deve fare, però soprattutto a Pascha, oppure lo facciano a novembre. Al suo periodo sono santos. Sì. Magari qualche volta pure in qualche affido forse pure. Sì, però... Si capita io sul matrimonio tradizionale, tanto si facciano tutti in domo, fino a su duchese, a partire dai suoi papassinos, dai sa copulettas, sa triccas, sa casadina, e tanto facciamo piano piano una specie di conto, no? Allora, tanto. Questo sono bicotto, sono una bicotto che sono fatto di farina e di giara di ou. Anda bene. Poi andiamo a sattiricca. Poi sattiricca che sono fatte questa fromma speciale, minaraglia prima, vero? Sattiricca, come te si evidente, sono serrate, noi. Siamo da piaghesa, come si fa ancora? Si impatto all'interno, è fatto di saba. Che si narraia subito. Quindi saba è misciato a sasimola. Interessante. A volte si bisogna una vita su un paio di mele. Bene. Però, poi andiamo a sos papassinos. Sono papassinos, come te vedi, i noghi sono cusa branizza, che va pure papassa dentro. Va di tutto, fatto farina, poi è fatto con mendola, oppure nughe, poi belle samatta filuga, un paio di anice, e poi belle vinza saranzu. Saranzo drittato. Poi con aroma. Casadina. Sa casadina invece sono fatte di gaso, frico. Poi si impatto. Sì. Calaito me. Sì, bene. Si impatto bene fatto, con questo gaso frico rattato. Poi si bisogna sososo, impastato e aggiunto sa papassa. Poi a sa fine si fa che sa forma di pasta violata. E tutto picchedadas.
E poi a Savine, con un pinzelletto, veniva decorata con su turro del sou, però gli date su colore. Su colore, sì. E poi furrata, naturale, una lecornia, una cosa. Infatti mi venite un pago a Gana, ma non si può dire narrare a davanti a tutto, però oramai tutto gli schini che gusta poi vamo su, certo. Però, l'ultima cosa. Vabbè, questo è un amaretto. Sì, questo è un amaretto. Ma sospiroso, non sospiroso, manca di ma esetta, però sospiroso non è tradizione nostra, come però la pasticceria lo fa. Anda bene, certo. E bistan bene in noi. E tanto da noi che brinchiamo e andiamo a scopuletta. A scopuletta, su Mattesi vi fatta, veniva formata. Su questa la facciamo bene bene. Su di chettoso, con l'assuno, ecco, de balta violata, e all'interno veniva fatto con su mele, tribagliato con sa simula e con saranzu. Tanto tenne un gusto particolare. Vi venivano a vincere sul limone, sa bucciare sul limone. Sì. Quindi teniamo ancora a trasformare il papassino. Sì, culto su un bene dopo, culto su un papassino de sava, misciata a sava. E che lo facciamo bene. Ecco. E infatti un pago più su sì, un pago più su niente d'esatto. Questo è su colore, su papassino tradizionale. Poi col tempo e come devo tenere? E questo è il test. E questo eravamo chieste una specie di gilmino, bianchino. No, del bianchino. Ma su bianchino tradizionale piaghese, venivano fatto in forma più manna, che viene tribagliato solo con l'albume del sou e con l'amendola. Sopra. Leggerissimo, se lo vuoi assaggiare, guarda, assaggialo pure e poi canette su gusto. Bene, forse abbiamo fatto meda del suo trucco, che deve essere che sul trucco sono forse un pago anima, no, del suo saldo, che pare di un uomo e una femmina pare gai, no? E invece tiene proprio questa melodia intro, no? Un po' sumanico, certo. E tanto noi come ti ringraziamo e fra poco diamo appena questa presidente di storia. Fa chi te gai, caprite di euro, sono fatto parte di questa prolocco, tu sei segretaria di questa prolocco. E quindi però devo con tutta passione. Tanto grazie. Grazie a voi. Grazie. Viva Ploaghe come viva Ploaghe. Grazie. E tanto siamo in noi con la presidente del Prolocco de Piaghe con Maddalena Mulas. E te va che questa Prolocco de Piaghe, de cosa ona, de tradizione, e te va che? Allora, tanto la Prolocco de Piaghe va che tanta tradizione, perché lei collabora con questo comune, quindi qualsiasi manifestazione noi vogliamo fare, siamo appoggiati a esso e riusciamo a lavorare in questa maniera più giusta. Tanto facciamo, dite faiamo de festas. L'unica cosa che noi abbiamo creato noi come Prolocco da quando sono io presidente è su Coglio Piaghese. Su Coglio Piaghese. Che è una tradizione proprio piaghese che l'abbiamo fatto proprio noi, su convento. Con suo costume tradizionale? Sì, tradizionale, usanza tradizionale, su corteo, che io che tutto su corredo, desadotte. E in più, finalmente, quando a Savini si mangia tutto un par, si balla. Noi facciamo su pranzo proprio del suo coglio. Con questo pranzo poi si festeggia da tutto quanto. Certo. E binda a me da gente. Sì. Della famiglia di che si sposa e poi vince a Piaghe. Sì. Ma questa è una tradizione che ride ponere sempre di più su, sono giovani? Sì, per esempio sì, è una creazione nostra, quindi la queremo giocare. Beh, questo è un anno, è importante. Altra cosa che fa che le sono musica. Questa solita musica per i giovani, questa serata musicale. Prima andavano a canto saldo, canto lugudorese. Ormai sono abbandonato in Piaghe un pago. Però bifite la tradizione. Che forse un nome ne può dimostrare, no? Dei sole prima. Anche fanno voli. Sì. E invece in Austria mi viene di sale che beste. Sì, in Austria bisogna so candalerese, che è proprio tipico Ploaghe.
Naramo grazie a noi per questa bellezza, per questa tradizione spuro che che hanno video e abbiamo un luogo assaggiato e tanto grazie a voi di tutto, del sopralluogo di Biaghe, che insomma un luogo indomoda e noi siamo intesi tutto. Grazie di Abbero e dai Biaghe noi salutiamo a tutti, del sopralluogo di Biaghe. E siamo tornati in noi sempre in questo luogo bello del suo convento, della biblioteca di Santa Maria di Betlem, e tanto come vi salutiamo, ma a un'altra volta però, che ancora dobbiamo fare questo viaggio in Sardegna e lo queremos fare con voi. E stavolta che andiamo a ciappare altra gente, altra bellezza di Sardegna, forse pure qualche altra cosa da mangiare. Tanto tornate bocche e un'altra volta con Mamma Sardegna.